Oh, siamo arrivati al porto, allora non è che il porto abbiamo scaricato il treno, da su il treno e tutto, no? Siamo da su. E ho il dia qua, possiamo sbarcare la mattina dopo, ora che abbiamo sbarcato alle 10, ora che una cosa e l'altra, sono venuti le 11, 11 e mezza e abbiamo portato dentro a mangiare. Tutte queste 14 famiglie, con vecchi, piccoli, femmine, tose, uomini, tutto un affare insomma. E no, imbarcato sul treno di nuovo e siamo arrivati a Marubio. 127-28 è venuto un freddo straordinario, ma tanta neve. E dopo è venuta l'acqua, che quasi quasi daremo che sotto acqua. E allora ormai arrivava ai 13-14 anni, ho detto papà, ma perché tanti va a migrare in Francia, in America, una cosa l'altra? E mi ho fatto la domanda. Erano come che si dice, i tanti fratelli non ti potevi vivere solo che a terra. E allora è venuto fuori che le famiglie numerose dei combattenti di guerra, chi che vuole venire sulla bonifica, e mandava, ora ne fotografava tutta la famiglia. E dopo cosa sta un'epoca che ha fatto... Ero Branco, provincia di Treviso. E mi vengo da Arzare Grande, provincia di Padova. I miei provenienti da Vicenza, paese vicino Vicenza, insomma. Sono venuti qua nel gennaio del 32 e mi sono nata nel giugno del 32. Mio nonno è di Bederago, Treviso. Come mia nonna? E invece a parte del mio padre io gli era di Cervarese Santa Croce, Padova. E anche mio nonno era di Padova. Padovani Coliugani e Trevisani. Altri mio padre e mia mamma mi ha portato qua dal 30. Miglia sì e misi che mi ha portato qua. In pieno Mediterraneo occidentale la Sardegna. Ancora oggi, nella sua tormentata conformazione, essa sembra recare le tracce dell'antico cataclisma. Una delle zone più tipiche al riguardo è quella che si estende ad est del Golfo di Oristano e il cui paesaggio soltanto ieri offriva ancora i caratteri della più triste e primitiva desolazione. Al centro della zona si profilano le armature di quello che sarà il cuore della regione redenta. Cammina questa strada nel cuore barabera manna e in sapertura coccone che sul mazzettini che te mamma, anche se lei era sarda, ma mi insegna mia mamma, perché lei sta in casa de Somo, suo marito era veneto, pure la maglia tanta di quella polenta, tanta. E vuoi imparare, e allora vuoi imparare anche mia a farla? Sì, sarde venete. Sarde venete. I miei genitori hanno dovuto sposarsi per venire giù qua in Sardegna. Arriva nel 1936 con tutta la loro, mi pare con tutta la sua famiglia, cioè i suoi fratelli, le sorelle, suo padre e sua madre, e arriva alla stazione di Marrubio come tutti quanti, e si trova un carro con una coppia di boa attaccai, e carica i 4 strassi che aveva appresso e viene giù verso Arborea. 253 famiglie di coloni hanno trovato nella regione di Mussolinia una feconda, duratura ragione di vita. Qua era boscaglia e basta, era altro che niente. Il porcile, i porsei di sotto e di sopra si vede le galline punere anche là, che dopo non abbiamo usato, si usa per mettere i conici, l'allevamento dei conici. Questa sarà la staia, quando si vede bestie, questo qua la teniamo come ripostiglio, affari, cose. Qui era piena,
16 capi di qua, vedi che sono gli archi là, con le catene, vedi? Gli archi, tutto, fino in fondo. L'aia, qui si trebbiava il grano turco, in questo qua. Si seccava qui e poi si andava a consegnare. Il Gran Turco, a somiglianza del grano, è stato caricato dai coloni sui propri carri e s'avvia verso il silos di Mussolini. Questo è il libretto colonico, da quando che siamo venuti qua. Qui mi ha consegnato i poderi e ha consegnato questo libretto. Allora, siccome mi ha messo i bestie in stai, mi ha dato gli attrezzi per lavorare a terra, e qua è scritto tutto. Abitare qua a Arborea, vicino là, e siamo venuti con una vacca col vedelo e i bo nel 54. E dopo da là abbiamo comprato un po' di vacche e siamo andati avanti pian piano perché i soldi non c'era. Mi parlo, tanta gente che viene su, dice, ma come mai non hai perso il dialetto? Ma guarda, parliamo tra l'altro come che parliamo. Io dico sempre a tanti che fiori di Trevigiani ne puoi parlare il dialetto napoletano, noi dobbiamo sempre parlare. Si parla anche Il dialetto, sempre parlare il dialetto e noi in casa parliamo il dialetto. I fiori uno parla il dialetto e uno invece no. A Fioia... La capisce tutto, però a parlare non parla. Io ricordo gli anni delle scuole elementari dove le nostre maestre non tutte erano venete e le abbiamo fatte impazzire perché con il nostro dialetto, che a casa si parlava dialetto normalissimo con i nonni, con i papà, con i fratelli più grandi, con i cugini, con i zii, si parlava il dialetto, per cui le scuole elementari per noi sono state tutte quante un trauma fortissimo, per il modo di pronunciare, per le doppie, per l'accento che non c'era. Parliamo il veneto senza nessun influsso, no?